Eccoci qua, sei contenta di essere ancora qui? In che senso? Eh? Ancora qui? Ancora qui Dove perché dovrei non so andare? quanto ti terrò ancora. No, sto scherzando. Devo dirti che... Te ne sei accorto, vedi? Ti volevo mettere alla prova. Ti volevo mettere alla prova. Alla vedi? provola in questo caso, alla provola. Ho cambiato pettinatura, vedi? No, mi è piaciuta, hai messo i capelli finti dietro. No, non sono Sì, finti, questi è una sono coda se- di cavallo, guarda. Che Così. finimondo per un cappello biondo trovato sul palto. Non è un cappello, ma un Vabbè, crine basta, di cavallo sì. che sta sul palto. Per una coda di cavallo tutto questo E basta. stavo dimenticando No, lo te. sapevo, ragazzi. Stavo Cioè, io dimenticando veramente te. pensavo Che di mi poterti inquadri, distrarre. Che mi dai visibilità, E invece anche te, niente. anche te, anche te. Che mi dai E tu, visibilità. l'artrosi cervicale che non può mancare. Che devo e dire, poi, ragazzi? scusami, L'artrosi cervicale ce coda, l'abbiamo. coda o non coda? Vai. Amica! Esatto. Abbiamo finito? Sei stata alle poste. Con tutti Tu sei stata alle poste. alle poste? No, per fare che? Hai fatto la coda. Me ne posso andare oggi, ragazzi? Basta. Abbraccio, mi Me ne abbraccio. posso andare, No, non voglio abbracciamo. stare abbracciato. Saluta lo zio Gianni. Aspetta. Ma chi ci toglie dai malanni? Lui, Lo sempre zio lui. Gianni, sempre Grandissimo pelato. lo zio Gianni, sempre Guarda, pelato. sempre pelato. Sta facendo un trattamento anticaduta perché... Allora, sì, diceva perché lui che- cadeva sempre a terra. No, anticaduta di capelli. Possiamo iniziare? La puntata di oggi, senti questa musica Ma che celestiale? c'entra, ragazzi? Ma la musica, ma cosa c'entra? senti? Ma che c'entra? Perché la puntata è Sì? cum, grano, salis e dolcis. È Orzum Scendis? Cum, grano, salis, cum e orzo scende. Orzus Scendis? No? Voglio Così? morire. Ragazzi, ma che è la musica? Poi No. andate dietro a lui, Allora, la ti musica, spiego. le cose. Ho preso questa frase Ma i latina. titoli possiamo rivedere un attimo? Cioè, li deve scrivere per forza lui Per i titoli forza, della per forza. puntata? Allora, Non li può cum scrivere la grano- nostra... No, cum grano salis, perché? Perché? Non lo so. Salis da sales, Ah, dolcis da quindi zucchero. non è salis. No, sales, perché? Oggi faremo 2 ricette a base di grano. Il grano. Bene, ok. La conosci la canzone, Il no? grano, certo. Il grano. Andiamo a mietere il grano, il grano. Trovo coinvolta in il queste grano. situazioni, ragazzi, che non so, vabbè. Allora, la prima ricetta... Riparleremo dei nomi delle puntate, Va bene, la prima ricetta faremo con il grano, che ci va il grano, la famosa sì? pastiera napoletana. Mamma mia, la pastiera La pastiera. napoletana, ragazzi. Allora, per questione di esigenze televisive non stiamo a farvi vedere gli impasti, poi li troverete in didascalia. Questo è un impasto di una pasta frolla un po' Sì, particolare. mamma mia, D'accordo? bella. E in più vedete questi puntini Che cos'è, neri? grano? È la mandorla. Ah, c'è la La mandorla, ho mandorla? fatto un macinato di mandorle proprio con la buccia, proprio che dà questa tonalità puntellata. Ma alla fine avrete la È ricetta, tutta la giusto? ricetta. Questo per quanto riguarda la frolla, che è a base di uova. L'originale ricetta è con lo strutto, ma noi abbiamo voluto mettere il burro per essere un po' più light, leggeri, un po' più light. anche di un gusto diverso. Anche perché se la conservate quando lo strutto raffredda si sente il burro Il burro invece questo no. è il ripieno. Mamma mia, Questo ragazzi, ripieno non che è cosa altro c'è? che il grano cotto nel latte Sì. con lo zucchero, Sì. la cannella, Sì. minna che bella la cannella. Così C'è ci pure sta. qui, minna che bella? Ci È sta. tra gli ingredienti? La cannella, no? No, minna da noi significa mizzica. Da noi Capito? significa un'altra cosa. Da noi è mizzica, è peggio per voi che siete volgari. Allora, e c'è il latte, la cannella, il zucchero e ci abbiamo messo, oltre il zucchero, tu mi devi dire, Totino si dice lo zucchero. Totino, si dice lo zucchero. Lo so che ce l'hai lo zucchero, ma ci mette, tu hai detto lo zucchero, ce l'hai? No, tu mi hai detto devi dire lo zucchero. devi dire lo zucchero, Ti ho il corretto, zucchero, ma non ti vabbè. correggo più Vabbè. ormai, perché C'è il figurati. zucchero, Lo c'è zucchero. la cannella, le scorze di limone e di arancia. O se volete lo zest, una variante con lo zest. Lo zest, Si può fare? D'accordo, e poi c'è una bella ricotta fatta a Bella, crema ragazzi. con lo zucchero, aggiunta di uova. Ci vanno le uova, ecco. Lo sapevo. Come? Vabbè. E Abbracciami. questo è il ripieno che poi... Lascia stare. E poi in didascalia alla fine troverete. Cominciamo a stendere questa buona frolla Sì? in questa nostra teglia, che io prendo una teglia
qualunque saseia, Bene. capito? Perché non è la stessa, perché noi l'abbiamo già preparata, perché sennò non si può sformare. se non Certo, è l'ho già freddo, fatta giusto? stamattina, ragazzi. Perfetto. E allora andiamo a mettere, sai che cosa? Mettiamo Sì. un po' di farina a qua, così, vedi? Mettiamo un po' di farina così. Così. Come la fai? A neve Così, o a pioggia? A neve, a pioggia e acqua, a neve, Oppure a spolvero? esatto. A spolvero è così, ragazzi. Ora, siccome qui c'è del burro in questo impasto, Devi fare lo spolvero, faccio io? ora lo spolveriamo. Con un matterino. Dove ti serve? Qua Qua? sotto, qua. Dai. Vedete questo Ma non movimento su di me. così verticale. Ecco, vai. E prendiamo Il mattarello. Che cretino. Che Prendiamo il scemo. mattarello. Mattarello. Mattarello, minna che bello. È sempre quella, ragazzi. Oggi non ne usciamo. Perché non usciamo? Ci sono le porte chiuse? No, che ti vedo un po' così. Eh sì, sans frontiere mi, sans chanter ci, la sans fait de temps. Che c'è? In francese Le canti? no, non lo so, questo è francese. Non lo so. Simil francese. Ora ti faccio vedere cosa facciamo. Questo lo potete fare anche voi. Sì. Andiamo a sottilizzare un poco questo impasto. Così. Mettiamo questa teglia così. Sì. Prendiamo una spatola. Ok. La spatola in Eccola. questo senso qua. Gli diamo una passata in questo senso qua. E poi tacchiamo così. Secchiamo questo e poi andiamo a fare i bordi. Così. Nel frattempo facciamo una di queste. Bene, quindi andiamo a vestire, diciamo così, la teglia, giusto, con la frolla. E fai anche i Esatto. bordi o fai solo la base? Abbiamo messo la parte sotto come Sì, vedi. quindi la base al La momento. base. I nostri telespettatori ci comprenderanno perché Sì. la frolla, che è un impasto fatto di uova, burro, è chiaro che con il caldo che c'è qui negli studi, perché abbiamo 6.000 watt di fari, è chiaro che andiamo a essere un poco penalizzati in ciò che riguarda il ma noi siamo uomini forti, siamo bravi e andiamo a corredare così la nostra Bene. frolla, vedi? Facciamo un salsicciotto in questo modo Quindi fai anche i bordi, base e bordi. e facciamo base per altezza, come dici tu, il prodotto diviso due. Bravo. Ecco qua. E la mettiamo in forno, 20 minuti, 180 No, gradi. stavolta no. Stavolta il forno è quasi un'oretta di forno. Un'oretta, oltre che ragazzi. 180 gradi. Sì, è un impasto che deve lavorare moltissimissimo. Ecco qua. Ora prendi la rondella taglia pizza, capito? Ce l'ho, ragazzi, ce l'ho. Prendila che c'è Ce l'ho, è qua. e toglimi tanto di pollo. Ah, devo togliere... Sì. Bello, quindi non la fai tipo così? Ok, vai. Così? Sì, anche un po' più bassa. Un po' più bassa, così? Sì, brava. Brava. No, cerca di mantenerti allo stesso livello. Lo sto mantenendo. Brava. Brava. Vai. Ragazzi, ma che cos'è? Un compasso? Mamma mia. Basta, veramente, guarda. Sprecata. Chi? Io. Ah, aveva la torta. Poi sprecata perché? Sprecata perché... Fai queste cose. Livelli altissimi. E cosa potresti fare invece? Per tradurre questa tua parola sai come si dice? Bene. Sai come si dice per tradurre questa Come tua si parola? dice? Si dice ma tu cave sai essere. Infatti, assolutamente. Ma tu cave sai essere. Ecco qua. A questo punto, A questo punto andiamo a mettere la nostra crema. No, ci vuole, Che ci ti vuole serve? un cucchiaio. Ah, questo, ok, giusto. Ecco qua. Bene. Andiamo a mettere questa meravigliosa crema che tu hai assaggiato. È buonissima, sì. Abbiamo detto che è praticamente un misto tra ricotta, crema. Ricotta, no, ricotta. Non c'è crema, no. No, uova, frutta candita, bucce d'arancia. Senti che profumo d'arancia. Lo sento. Ma senti che profumo d'arancia. Lo sento. Ma senti che profumo d'arancia. Vabbè. E abbiamo
Profumo d'arancia. Ora andiamo Buona. a fare dobbiamo fare adesso la guarnizione. Ah, le cose. Le cose, cosa sono le Le cose? strisce. Ti aiuto? Strisce? No, guarda così. Vedete, come vedete, è veramente difficile Mhm. lavorare la pastatola qui. Bravo. Bravo. Bravo in che senso? Bravo. Perché mi dici No, bravo? dico bravo in generale. Ah, il generale è bravo? Quindi, le fai così, tipo strisce pedonali, Esatto. giusto? Sì. Possiamo fare un semaforo qui? Si fa un semaforo piccolino, lo mettiamo là. No, vabbè. Ecco fatto. Andiamone a fare un'altra. Dai, ne faccio una io. No, aspetta, sì, falla bene però. Falla bene. Che siamo carenti di pasta. A me falla bene, ragazzi. Che avessi parlato con Dauro, no, quindi si è rompata, pazienza. Aspetta. Aspetta, sta soffrendo. Non è pronta, non è pronta. È pronta. È pronta. Me l'hai rotta, vedi? Eh sì, te l'ho rotto. Uno. Tu ricogli. Mm? Tu la ricogli. Che devo fare? Un'altra? La Ah, questa? ricogli. Ecco. Riusciranno i nostri eroi. Ecco ragazzi, vedete questa striscia? È pedonale. E se parliamo catania. Mamma mia, no. Invece di fare le strisce pedonali, sistemate la strada. Vedi com'è? Va bene. Noi Guarda. questa ricetta ci è mancata la pasta. La finiamo qua, ma ne abbiamo già preparata una che ha un aspetto estetico diverso. Però andiamo a unire i punti. Diamo un certo tono estetico. Vabbè, insomma, questa va completata, diciamo, come la crostata. Brava, Giusto? Con le strisce in orizzontale e in verticale. brava. L'abbiamo Ecco. fatta un po' così, ma l'abbiamo fatta, dai. Ci perdona che ci è mancata la pasta. La mettiamo in forno. 180 gradi, Allora 20 qui abbiamo minuti. 180 gradi almeno per 45 un'ora. 45 un'ora, bene. Va bene, a questo punto che abbiamo messo dentro la pastiera, sai cosa vi diciamo? Consiglium, quorum, consiglium. Alleluia. Che c'è? latino. La messa, scusa, Sì. ma stai Un facendo brano la salis, messa? consiglium, No. quam consiglium Ragazzi, est. il conclave. Bah. Consiglium est. Fuisti, fuit, iste per fottere e foste fottuto. Basta. E mentre la pastiera si prende il suo tempo, perché non l'abbiamo fatta raffreddare per sformarla, noi continuiamo con la ricetta a base di grano. Sì, Cosa abbiamo fatto? Abbiamo bollito del grano. bene. Vedi? E quando vedi il grano cosa ti viene da dire? Vediamo com'è. Andiamo a mettere il grano! Il grano, no? Buono. Allora, E allora prendiamo, guarda, questa pattellina piccola, bene. andiamo a mettere dell'acqua Sì. e prepariamo questa insalata di grano. Buona, dai, buonissima. Questa è light, vedete? Questa è o non è una ricetta light? E certo, e poi non è proprio light, perché è quite. Light sarebbe un'altra ricetta. Ragazzi, lasciamo stare. Accendiamo il fuoco Sì? a massima potenza perché dobbiamo bollire quest'acqua con un pizzichino di sale, così, guarda, Ok. così. E voilà, perfetto. Adesso faremo Sì. un trito Un trito a coltello a coltello. di finocchietti, Sì? persil, Sì? basil, E basilico. abbiamo del limone spremuto Ok. e abbiamo questi 3 gamberi che hanno un loro perché. Poverini, messi là Mi così. dai una pinzetta? A te. Mi dai il sale? Eccolo. Mettiamo un poco di sale qua così. Nell'acqua. Yes. Ok. E andiamo a mettere questi belle gamberette. Questi gamberi. Così. Quindi così bolliti. Bolliti nella loro semplicità. Perché mi serve bollito? Perché questo gambero bollito, e potevamo anche metterlo crudo, ma mi crea
un fumetto che mi andrà benissimo nella Avete capito? insalata. Adesso con questi ingredienti, il prosciutto, l'emmental, la mozzarella, andiamo a preparare una consa, va Un bene? condimento, ma conza, ma conza, ma che è La conza, conza è ragazzi? bella, Ma non che è- è una Ogni tanto conza? qualcosa di siciliano usiamo. Ah, conza. Vabbè, Allora, vedi cosa sto facendo? Vedi? si sono Vedi? sbollentati. Si sono sbollentati. Questo lo prendiamo nella Sì. sua interezza e lo andiamo a tritare in this way. Questo è il finocchietto, appena lo tagli, guarda, dà un profumo che è qualcosa di... Confermo, confermo. Prendo una bowl Prendi per una preparare il tutto. Ecco qua. Ah, la vasca da bagno, ragazzi. Quella la potete usare, ve l'ho detto tante volte, quella del bagnetto per il bambino. Ecco una I bowl. miei figli hanno 16 anni e sempre là dentro la doccia, ferma. Questo lo possiamo Non si sa spegnere. mai. Abbiamo spento il gambero per non farlo diventare troppo colloso. Si può usare per i piedi, per una pedicure, per qualcosa. Oppure per questa ricetta, ragazzi. Esatto, ci levi i peli e ci metti la ricetta, va bene? L'acqua la toccate così, con il gomito, per sentire la temperatura. Fammi vedere un attimo. E guarda che ti prendo. Guarda che ti prendo. Che mi Si prendi? faceva con il gomito, si faceva. Guarda, è accoppiata con me questa vasca da bagno, guarda. È perfetta. Qualcosa che la natura ci ha dato. No, Cipollotti. ragazzi, cipollotti, I bene. pollotti sono qualcosa di I fantastico. cipollotti Questi però- o cipollove. No, è sbagliato, perché se sono cipollotti sono cipolnovi. Cipolnovi. Novi. Cipol 10 è perfetto, Certo. che è con la I. Vabbè. Niente, io non parlo, preferisco. Sempre qui, Poi maciuliamo un poco di basil, basilico, finocchietto, Ok. prezzemolo, cipollotti e basilico. così. Dico, ma c'era bisogno così grande questa cosa? Sì, sì, ora Mettere... ti spiego perché. Questo è qui, questo è qui, questo è qui. Prendiamoci questo. Il profumo, ragazzi, vi dico, è veramente, veramente eccezionale già. Certo, quel po' di aromi. Ti piace l'aroma? Mi piace più la Lazio. E se io ho servito un cucchiaio d'argento, no? Per dire non te la perdere questa, capito? Emmental, svizzero, Sì. E lei mangia. buono. Prendiamo questo buon prosciutto cotto e lo strammintellandiamo. Ecco, E lo mettiamo e lo mettiamo qua. così, vedi? La mozza Mozzarella. dirella. Lo sai perché si chiama mozzarella? Ah, ho paura a No, chiedertelo. no, 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 stavolta di cos'è. Perché? Ti giuro, perché si Lo chiama sai perché mozzarella? Non lo so perché si chiama mozzarella. Perché la forma si dà mozzando la pasta. Si prende la pasta della mozzarella, si fa così, si mozza Ah, vedi? e da questo mozzarella. Buono. Adesso, in this way, cosa facciamo? Prendiamo il grano. Il grano. Mi dai una marisa? Tieni. Grazie. E lo andiamo a mettere qui così. Dopodiché, ti ricordi quei gamberetti che abbiamo? Che erano messi lì così a Così, sbollentare. a sbollentare, sembra inutilmente. Ma noi prendiamo. Inizia a mescolare? No. No. Mettiamo tutti gli ingredienti e poi mescoliamo. Così. Strano, c'era un pelino? Questo così, questo così, questo così. Poi prendiamo, guarda, Cosa? un mestolino. Sì. Prendiamo, ti dicevo, un po' di questa acquetta di Ah, gambero. quell'acquetta. Così, E la mettete lì. così. E questo lo possiamo togliere. Buona, buona, ragazzi, buona. Aspetta. Olive oil. Tieni. Olive oil. Metto io? Yes. Metti, che ci vuole. Eh? Metti. Ancora? Sì. Yes.
Adesso devo mettere una cosa che è per te. Mamma mia, cosa devi mettere per me? Lo zest. Brava. Me lo sentivo. Di limone e di arancia. Che c'era dello zest in questo grano. Sì. Per cui cum grano salis. Com'era? Cum orzum? Scendis. Sì. Questo è zest di arancia. Ecco qua. Lo mettiamo qui. Andiamo a zestare in questo modo. Bene, bene. Sono stato bravo? Bravo. E come lo fai tu o ci perdo qualche Vabbè, cosa? dico, ti manca un po' di esperienza, però Però poi tutto sommato va bene. dai, si può nulla a pretendere, giusto? No. Questo Ecco, e ci creiamo quest'altro zesto così. è un piatto molto fresco, giusto? Molto Assolutamente. estivo. Può essere un pranzo completo. È un pranzo completo, fai il grano la sera prima. Certo, lo metti a bollire. Abbiamo messo queste cose che pare che non ci colpano, ma danno un sapore. Sì. A questo punto lui gliel'hai messo, Ho poi messo gliene già in aggiungo un altro abbondanza. poco. Mm. Il sale. Eccolo qua. Sale mettiamolo perché io il grano non lo cucino con il sale e ho bisogno del tuo aiuto. Ah, ragazzi, va bene, il tocco magico che cambierà tutto. Andiamo a aprire. Basta. Facciamo così e andiamo a mescolare. E senti che profumo. Che ve ne pare? Per me è eccezionale. Senti che profumo. Per me è eccezionale. Senti che profumi. E lo sai dove lo mettiamo? Dove lo Me dai mettiamo? l'ovale, quell'ovale. Ti do l'ovale, vuoi questo? Questo, quello più grande, quello più grande. Così. E questo piatto è pronto. Dai, impiattiamo. Guarda, facciamo così. Mamma Ora mia, tu ragazzi, immagina ma che questo bontà. piatto in un bel buffet, no? Immagina questo piatto in un bel buffet. In un bel buffet, così. Guarda che bello. Facciamo cadere tutti gli ingredienti in meraviglioso. questo modo. Così. E mi sa che è molto buono. Ok. Ottimo. Allora, posiamo questi, togliamo queste questi. cose e ci prepariamo. Questo lo posso poggiare qui? Questo lo puoi poggiare Questo lì. è pronto. Questo lo possiamo togliere. Che cosa prendiamo adesso? Aspetta, diamo una pulitina. Non c'è bisogno di lasciare i nostri amici, stiamo con loro. Quella è una bella insalata di grano, come vedi. A questo punto vado a prendere la pastiera. La pastiera napoletana, ragazzi. Ecco, per cui cum grano salis. Che con Abbiamo tanta usato fatica il è grano. venuta meravigliosa. Sono stato sì. Ci manca qualcosa. Ci manca questo, ragazzi. Ha fatto lui, la presenta così. Ci vuole lo zucchero a velo. Ci vuole il tocco, ragazzi. Cioè, è inutile, non lo posso lasciare da solo, ragazzi. Non posso. Smettila, dai. Veramente. Dopo una giornata. State capendo che questa si sta prendendo la mano con tutto il piede. Ma stiamo scherzando? Io renderò conto la Adesso direzione sì, operativa della ragazzi, produzione. Adesso sì, adesso c'è la pastiera napoletana. Cioè sono i dettagli, lo capisci che sono i dettagli, quelli che fanno la differenza. Ti ho detto. E la nostra è una Tu a me trasmissione non mi di devi livello. dettagliare. Allora, Non mi devi dettagliare. dai, andiamo all'assaggio, basta, lasciamo stare, tralasciamo. Andiamo all'assaggio. Andiamo all'assaggio. Che prendi? Concetto una testata, te lo... Va bene, ti prendo un piatto per gustare l'insalata e poi per gustare Mamma la mia, pastiera. ragazzi. E allora, Ma ti che prendi cos'è? Vuoi due cucchiai? A te. E allora, tu ti prendi una forchetta e io ti do una porzioncina di questa insalata.
E voilà. C'è il pezzo di gambero, mi è capitato, Guarda che ha guarda. fatto con lo zucchero, ha sporcato tutto. Allora? Allora non è un bel piatto estivo, anziché c'è il grano, ma il grano non si fa la farina, eppure guarda. Cioè, ragazzi. Vabbè, buono. Molto buono, bravo. Bravo. Ho seguito i tuoi ordini, le tue direttive. Ragazzi, ve lo dico sinceramente. Proprio sincera. C'è un mix di sapori, profumi, colori. Veramente Lei sapeva che il grano serviva solo per fare la farina. unico. Appena l'ha visto che lo stavo preparando fuori camera, dietro le quinte, ma che stai facendo? Eh. Il grano non si passa, capito? E ora sta facendo l'esperta. Sembrava una ricetta inutile. Invece, ragazzi. Cioè, Possiamo passare al dolce o vuoi continuare con questa? cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Provatelo. Buono, ne vale la pena. Bravo, Posso passare al dolce? vai. Grazie. Io lo finisco ormai, La ragazzi. pastiera, ancora un poco calda, però. Con la pastiera della sera e quella voglia di avventura e voglia di andare via. Signori, e la pastiera lo sapete che si mangia fredda, no? Nella pastiera c'è la cannella, minna che bella, minna che bella. E l'assaggio di solito, Guarda, non prevede che fai pranzo. nella mia dieta c'è il grano. Dici che non sapevi che il grano si faceva sulla farina. C'è il grano, quindi a questo punto Benissimo. ho ultimato il pasto. Prego. Buono. Adesso ci vuole solo il dolce, giusto? Senti, questo vado di questi o vado di Vai, no, con di questi. così? Sì. Che ancora è troppo è calda È ancora. troppo friabile. Faccio così? No. Amici napoletani, il nostro Totino vi ha reso onore. Esatto. Anche la nostra Desiree sta mangiando. Veramente buona. Oppure che si rompe perché è fresca. Secondo me non si rompe. Non si rompe. Va bene. Va bene, vi salutiamo. Vi salutiamo con questa bella pastiera napoletana. Va bene? Vi vogliamo bene. Anche napoletani. La posso assaggiare un po'? E anche dopo che vi spegno la telecamera. Insalata di grano. 500 g di grano, 300 g di piselli freschi o surgelati, 100 g di emmental, 8 gamberoni grossi, un porro, prezzemolo quanto basta, un ciuffo di finocchietto, scorza di limone, basilico, olio, evo quanto basta. Pastiera napoletana. Per la frolla, 390 g di farina 00, 55 g di farina di mandorle, 135 g di zucchero a velo, 75 g di uova, 220 g di burro a pomata, una stecca di vaniglia, 2 g di sale naturale. Per il ripieno 300 g di grano cotto, 200 ml di latte, un cucchiaio di strutto, possibile sostituirlo con il burro, scorza di un limone non trattato, scorza di un'arancia, 350 g di ricotta vaccina, 300 g di zucchero, 4 uova intere, 3 tuorli, un pizzico di cannella in polvere, 150 g di canditi, aroma di fiori d'arancio.